Lei è tra i relatori di questa interessante iniziativa in ricordo del giudice Rosario Livatino. Devo dire che è un fatto di eccezionale portata culturale, che Favara, che è stato uno dei comuni dove gli episodi di criminalità maggiormente significativi sono stati al centro dell'attività investigativa e anche decisionale, quindi anche come giudice di Rosario Livatino, possa ricordare l'opera e la figura di questo giudice vittima di una criminalità pazzesca, assurda, e che non era stato mai ricordato a Favara. Un'iniziativa sicuramente interessante questa a Favara, come diceva l'avvocato Quattrocchi, una delle prime che insomma non sono state fatte molte in memoria. Quanto è importante oggi ricordare la figura di Livatino anche alla presenza di tante scolaresche? Io penso sia importante perché si ricorda la figura non di un martire, di un santo, ma di un uomo. Io penso che questi ragazzi abbiano bisogno di riconoscersi nell'avventura umana, professionale e civile di una persona come Rosario Livatino, che interpretò il suo mestiere, magistrato, con altissimo senso di dignità. E credo che queste storie vadano trasmesse a questi ragazzi parlando anzitutto di dignità, mai di eroismo. Dignità che vuol dire libertà, che vuol dire senso dello Stato, ma anche senso del proprio mestiere. E in questo senso Livatino è uno di noi, lui con tutti gli altri che sono caduti. Ricordarlo è importante, io penso che sia bene ricordarli giorno per giorno, non soltanto con alcuni momenti alti ma isolati. L'obiettivo dell'associazione è quello proprio di arrivare ai ragazzi delle scuole, far crescere in loro la voglia di legalità, il desiderio, con discorsi molto semplici, molto immediati, perché discorsi complicati i ragazzi chiaramente non li capiscono, e quindi anche questa volta abbiamo raggiunto l'obiettivo di raccogliere attorno a noi i ragazzi e parlare di questo grande uomo che è stato il giudice Livatino. Anche l'Ordine degli Avvocati ha ritenuto oggi di essere presente a questo ricordo di Livatino alla presenza di tanti studenti. Sì, l'Ordine degli Avvocati d'Agrigento ha ritenuto di essere presente perché il tema della legalità è molto caro agli avvocati, sia per il loro ruolo giuridico ma anche sociale, e proprio oggi attraverso la figura di Livatino intendiamo puntare l'attenzione sulla legalità e sulla cultura dei diritti che è molto cara agli avvocati. Io ritengo che oggi era doveroso, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche, essere presente a questo convegno così importante, proprio per far ricordare ai nostri ragazzi questa figura così determinante, questo magistrato e questo uomo che ha veramente dato la propria vita, e penso che questi convegni, più di tante parole, riescano a far capire ai ragazzi che cosa bisogna fare nella vita, qual è il loro ruolo e come essere veramente dei cittadini. Quindi l'esempio dato da quest'uomo è veramente fondamentale per i nostri ragazzi e per la loro crescita sia culturale che umana.